Amici bellini, facciamo il punto della situazione, punto di mercato e punto di soluzioni eventuali per la mancanza di Lukaku, che abbiamo i test saranno fatti più in là, insomma forse tra domenica ci dicono. Dobbiamo capire se ci sono soluzioni interne accettabili o se dobbiamo andarlo a prendere sul mercato o se comunque cominciamo. Ho aspettato un pochino, come mio solito d'estate, i video vi arrivano un po' più tardi perché aspetto che arrivino voci di calciomercato più o meno plausibili e anche perché stavo guardando la partita del Sassuolo, perché comincia a interessarci il Sassuolo, squadra interessante, ovviamente sta giocando col Catanzaro, che noi pure col Catanzaro, ma questo lasciamo perdere. Vincenzo Maione, benvenuto sul canale, do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti e vi comunico che mancano pochissimi iscritti per arrivare al livello Cannavaro, livello Paolo Cannavaro. Noi siamo in questo momento in livello Lucca, 27.000, anche livello Guagliarella, abbiamo chiamato livello Guagliarella, però se raggiungiamo, scavalliamo e andiamo nel livello Cannavaro, così togliamo pressione a Lucca. Con i vostri like mi aiutate a raggiungere. Ho visto che c'è una nuova cosa su YouTube, mandare in hype il video, non lo so, in America alcune cose non le testano sul mio... testano altre novità, questa cosa a me non è uscita, quindi non ho capito come funziona. Datemi una mano voi e spostiamoci, perché vorrei capire che cosa succederà. Ho messo un pochino i giocatori che abbiamo in attesa sempre di Gutierrez e in attesa di sviluppi su Guanlu, che pare si possa sbloccare. La situazione di Guanlu è interessante perché a catena stanno succedendo delle cose. Comunque, per quelli che non avessero visto la live ieri, più o meno il Napoli io me lo metto in campo così, perché si sta parlando di 4-1-4-1, lo vogliamo chiamare 4-2-3-1, lo vogliamo chiamare 4-3-3, che però quando si muovono i giocatori, i moduli con i numeretti saltano. La cosa importante è che sappiamo che c'è la difesa a 4 e che quando poi siamo sotto palla per fare la fase di non possesso, io in questo caso ho messo Lucca, fate conto che era Lukaku, a turno c'è una volta De Bruyne che sale, una volta può salire Anghissà, in questo caso McTominay lo abbiamo visto più esterno, poi quando prendiamo il pallone McTominay ovviamente fa tutte le cose che deve fare, tant'è vero che nel secondo tempo, quando De Bruyne fa quella transizione che porta al gol di Lucca, McTominay era qui per fare il suo passaggio per Lucca, che in spaccata la mette dentro. Quindi con i numeretti ci divertiamo, però questa è la situazione attuale. Dopodiché, nel momento in cui Lucca, noi non sappiamo nemmeno quante partite, quanti minuti avevano fatto nell'allenamento col Giuliano, perché abbiamo saputo, Lang bocciato, però qualcuno ci ha detto che aveva un affaticamento muscolare, quindi probabilmente non era proprio considerato per farlo entrare, e quindi quando ci chiediamo il perché nei minuti finali entra Spinazzola e non entra Lang nemmeno per 2 minuti, dobbiamo spiegarcela così, prima di tutto. Quello che è importante per quanto riguarda il mercato, io perché nel finale, togliendo anche Lucca, proprio perché adesso diventa un asset preziosissimo da conservare e da salvaguardare a tutti i costi, via Lucca si mette De Bruyne a fare il falso 9. Ma come? De Bruyne falso 9, secondo me per vari motivi. Uno dei motivi è che De Bruyne, visto che Conte considera Lukaku come punta centrale, un regista avanzato che riceve e smista, De Bruyne con la sua qualità e la capacità di ricevere il pallone e di smistare è anche forse più indicato di un McTominay. Stiamo parlando delle situazioni di emergenza, ovviamente, proprio per il ruolo che dà Conte alla punta centrale. Questo è quello che Conte vorrebbe che Lucca imparasse da Lukaku, perché Lucca in questo momento è finalizzatore, è uno che davanti alla porta la vede e sta segnando anche con una notevole continuità, quindi molto bene. Però il regista che riceve palle, la smista e fa entrare tutte queste frecce, perché poi vedete con un Lobotka che resta più a copertura, quando il Napoli imposta così, Lobotka che va qua in mezzo, Di Lorenzo lo sappiamo che finisce in questa zona, Olivera non si spinge tantissimo, però hai tutte queste frecce che possono inserirsi nel momento in cui Lukaku ti tiene a bada un avversario e ti smista il pallone.
Il Napoli ha giocato molto dal basso, ha fatto meno lanci lunghi, che è una novità rispetto alle altre partite che abbiamo visto e anche gli allenamenti, perché ci sono varie soluzioni da adottare. Però adesso dobbiamo ragionare sul numero di gol. Ci spostiamo e qua ci sono degli aggiornamenti da fare. Spostiamoci meglio però. Esatto. E vedete la rete? Gonfia per noi, segna la rete. Prega per noi Don Raffaele. Io poi me la sono fatto scrivere con prei, come se fosse una preda, perché il Napoli deve azzannare le magliette di Osan O'Hart. Fammi mettere meglio, ecco, con il like, che voglio ringraziare perché mi hanno mandato anche a fuoco, esatto, mi hanno mandato anche questa maglia, che è una maglia speciale del segna per noi gonfia la rete, con la versione prega per noi Don Raffaele. Però ho lasciato l'errore apposta in onore del Napoli, perché l'errore si potrebbe anche correggere, ma questo la rende più umana. È una maglietta più umana. D'altra parte sono traduzioni a pane e puparuli volontariamente dal napoletano all'inglese e ci divertiamo moltissimo. Trovate il link in descrizione di tutte le loro maglie e con il codice Fluido25 fino al 31 agosto avete uno sconto di 5 euro. Andiamo al mercato, non a comprare le magliette, ma a comprare i giocatori, aggiungendo queste novità. Allora, chi era il Wolverhampton che voleva Kwanlu? Si sono presi Ciacciua. Di conseguenza si possono muovere molti terzini, perché adesso poi probabilmente cercheranno dei terzini. Si può liberare Kwanlu a noi, cioè loro possono aver mollato e quindi Siviglia potrebbe poi accettare le nostre offerte, e si potrebbero muovere anche i vari Zanoli e forse i vari Mazzocchi, perché adesso c'è un terzino destro in meno. Questo è un giro importante che si può fare, perché ricordate sempre che se non esce Mazzocchi, tutti i discorsi che facciamo su Elmas, su Zirkzee, di cui io amo parlare, voi mi date una scusa per parlare di Zirkzee, benissimo, lo mettiamo in copertina e ne parliamo ampiamente, anche se, mamma mia, sarebbe quella bellissima Madonna del Carmine, ma andiamoci con calma. Allora, dando per scontato che Gutierrez fa le visite mediche lunedì, il Napoli ha dato il libera tutti, quindi un po' di riposo, poi si rivedono mi pare il 18, ma buon Ferragosto a proposito. Errore mio, maleducazione. Buon Ferragosto. Gutierrez che entra al posto di Raspadori e va bene, dopodiché adesso si sta insistendo sul nome di Diouf, che tra quelli che ho visto a me piaceva di più Cissé, onestamente, per caratteristiche, però fidiamoci che magari Conte li ha avuti tutti quanti questi nomi, ha detto mi piace questo qua, prendimi questo qua. Centrocampista che può entrare perché non c'è problema, è un under e quindi non c'è problema. Ora però il Napoli deve capire che vuole fare per quanto riguarda l'esterno sinistro. Perché? Perché adesso il rumor giustamente è quello che si prendi un esterno sinistro che all'occorrenza può fare anche la punta, e quindi sono i nomi di Darwin Nunez all'epoca, lo stesso Zirkzee può fare perché lo ha fatto in passato, ha fatto la punta centrale ma ha giocato anche sugli esterni, lo può fare tranquillamente vista la e anche notevole fisicità che si ritrova. Però se quello di Lukaku fosse un crociato, allora io vi direi sì, il Napoli deve fare come l'Atalanta fece con Scamacca: nel momento in cui arriva l'infortunio gravissimo devi andare sul mercato e devi occupare la casella. Ma visto che si tratta di un infortunio più controllato, possiamo parlare di ne salta un paio, forse ne salta 3, lo capiremo meglio. Io non credo che il Napoli possa cambiare completamente le proprie strategie, perché lo sai, quando decidi di fare Lukaku-Lucca sai che nella stagione può capitare l'infortunio a uno di loro e quindi rimani con uno solo, di conseguenza hai le altre soluzioni che sono quelle di emergenza. Parliamo di emergenza. Ora io ho notato una cosa, c'è una novità in questa lista, l'avete notata? Ambrosino sta qua, perché Ambrosino è vivaio Napoli. Allora, secondo me avrebbe senso. Shedira no, Shedira ho notato, cercando i numeri di Cannavaro, ho notato che Shedira ha scelto il numero 77 quest'anno, quest'anno l'ha scelto. Cioè Shedira se entra in campo c'ha il numero 77 sulle spalle. Ma pare che lo voglia l'Udinese, la Cremonese. Quindi Shedira ti occuperebbe un posto in lista e a mercato. Quindi vendi Shedira e in teoria puoi tenerti Ambrosino, che per quanto possa essere forte o non forte è una punta centrale con discreta esperienza in Italia e il giovane che si deve fare eccetera eccetera. Ma secondo me è meglio avere un Ambrosino che puoi buttare nella mischia in caso di emergenza che non perdere
un De Bruyne che ti serve in mezzo al campo, che non perdere gli inserimenti di McTominay, perché McTominay va benissimo che lo abbiamo visto giocare praticamente da punta, ma perché ci arriva, quindi arrivando da dietro è più difficile da marcare. Se metti McTominay statico davanti a fare il lavoro di Lukaku, sicuramente il ragazzo con grande impegno lo può fare, però perderesti, ecco, non vorrei depotenziare ancora di più tutta una serie di giocatori che sono forti e che ti possono dare tanto, ma che se devi continuare ad adattarli in zone non loro, stai perdendo delle possibilità di far gol nei modi che sappiamo. Quindi idem, vuoi mettere Neres là, ci vuoi mettere Politano, vuoi fare i falsi 9 inventati in un certo modo, si può fare, ma non è il caso di farlo. Quindi secondo me, e con grande umiltà ve lo dico, Napoli non può pensare di non prendere l'esterno sinistro per prendere uno Zirkzee, che poi sarebbe una spesa importante. Se te lo danno in prestito un altro paio di maniche, ma sarebbe una spesa importante che sballa tutti i piani di crescita di Lucca che hai comprato ad un certo prezzo, che deve crescere dietro Lukaku. Per un infortunio breve, in teoria, io lo so che avete paura che poi Lukaku con la sua età non ritorna subito in forma e ce lo tieni, però devi dare fiducia a Lucca, perché così ci hai creduto e lo devi fare. Quindi io lo sforzo sul posto che libera Mazzocchi lo farei comunque a sinistra, perché Conte ha detto io Ndoye lo volevo, vuol dire che aveva dei programmi. Se dobbiamo scompaginare tutti quei programmi per l'infortunio di Lukaku, secondo me non è il caso. È chiaro che mi resta nella mente l'idea di Elmas che ti può occupare più caselle, ma ci sono altri giocatori. Lascia perdere Götze, che forse è un po' troppo giovane e Conte lo vuole pronto e con la fase difensiva. Ecco perché l'idea di prendere uno che è esterno a sinistra, è più offensivo e può fare anche la punta, c'hai già Lang, e invece ti serve uno un po' più pronto a fare quello che già fa Politano e che a tratti fa Neres. Io sto tenendo d'occhio tutte le situazioni, perché ieri c'è stato il non plus ultra del mercato, lasciate i like che mi aiutano, c'è stato il non plus ultra delle follie di mercato, con l'Inter che molla Lookman, va su Koné, la Roma che agguanta Sancho. Adesso ci fanno sapere la Roma ha deciso forse di non mollare Koné. Sta succedendo veramente l'impossibile sul mercato, e quindi adesso ci dovranno essere tutte delle situazioni domino, a partire secondo me dal terzino, che possono sbloccare delle cose. Il Napoli ha una situazione abbastanza chiara a livello di possibilità. Non puoi comprare giocatori a Zaffon che poi non puoi mettere nella rosa perché non li puoi mettere in lista, anche se hai le possibilità economiche per farlo, è importante. Quindi con la soluzione Ambrosino tu rispolveri un giocatore che è del tuo vivaio, che quindi è uno che non ti preclude l'acquisto di un altro. Quindi guardate come potrebbe andare la situazione. Vendi Mazzocchi al Verona, per esempio, Zanoli al Bologna o all'Udinese, come va. Prendi Huallu, hai uno Spinazzola che quindi può fare l'aiuto a Huallu, che nel frattempo si ambienta e può dare una mano in zona di esterno sinistro alto, nel frattempo che Lang impara le cose che deve imparare. Dopodiché a centrocampo puoi andare a prendere questo Diouf se ti convince. A me piace di più Cissé, però giovani che possono crescere insieme ad Anghissà. Dai Asa, che pare che la Sampdoria mi pare che abbia chiesto Asa. Ti tieni Vergara, che forse ti può ritornare utile anche per le liste Champions. Ricordiamo che dobbiamo pensare anche alle liste Champions. Ci aggiungi il centrocampista e vai a prendere sull'ala sinistra. Io faccio il nome di Elmas, ma ci possono essere altri nomi che non stiamo considerando, e non fatemi il nome di Lookman, che non mi sembra il caso. Non mi sembra il caso per tutto quello che rappresenta. Sarebbe solo sfizioso toglierlo all'Inter, sarebbe solo uno sfizio, così come sarebbe sfizioso soffiare Højlund al Milan o togliere Kolo Muani alla Juventus. Così sono tutte belle storie, onestamente, però secondo me di difficile realizzazione ad oggi. E quindi se non è Elmas, vuoi puntare su Chiesa più pronto di Lang, va benissimo, lo puoi fare, e dai grandissima fiducia a un Lucca che a volte volte il calcio ti propone degli sliding, devi farti trovare pronto. Questo è il momento in cui Lucca si deve far trovare pronto. È venuto meno Lukaku, sfortunati. Lucca, è la tua occasione, spacca tutto, non spaccarti, spacca le porte
e dietro sembra quasi che sai, poco. Allora, e dietro hai la possibilità Ambrosino, se Lucca avesse il raffreddore improvviso, o se gli devi dare minutaggio, togliere minutaggio per non rischiarlo, oppure fai, a seconda della partita, gli adattamenti De Bruyne, gli adattamenti McTominay, gli adattamenti Neres, gli adattamenti stesso Lang, perché Lang è uno che il pallone lo sa toccare, allora se utilizzi lui, magari come fa Soneve, gli dai meno compiti difensivi su tutta la fascia, lo può anche fare. Se cerchiamo una soluzione così. Quindi secondo me così si potrebbe strutturare la situazione. Se chiedete a me, Zirkzee è un campione, un campioncino, è 1,93 di pura tecnica, e lo vorrei domani mattina, ma credo che il Napoli avrebbe dovuto pensarci prima di poi fiondarsi su Lucca, e secondo me non si può fare più. Hai fatto una scelta, che piaccia o meno, e speriamo che paghi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se sono stato chiaro in questa possibile strategia per risolvere il problema Lukaku e per chiudere il mercato, sempre considerando l'altra soluzione, che è quella di un Gutierrez che, essendo molto offensivo, in teoria, specialmente con Lucca finalizzatore titolare, potrebbe aver senso un Gutierrez davanti coperto da Olivera, che rifornisca di cross il lungagnone che parla spesso di Cazzin. Ma questa è un'altra possibilità. Ce ne hai uno a piede invertito come Politano o Neres, e quindi con Gutierrez un po' più difensivo ti puoi giocare anche Neres titolare, che sta in grande forma. Quindi Gutierrez ancora non ce l'ho, però fate conto che McTominay e Gutierrez lo tieni qua con Lucca qui. De Bruyne si può fare anche la mezzala offensiva, che sappiamo no. Gutierrez ti rifornisce di cross, c'hai uno più fantasioso qua e hai altre soluzioni per scompaginare e per mettere in confusione gli avversari. Secondo me non è una cattiva idea. Poi, come vi dico che McTominay è bene che arrivi a fare il centravanti partendo da dietro, così vi dico di Gutierrez che è bene che arrivi a fare poi i cross partendo da dietro. Però in questo momento siamo in una situazione di emergenza dove il Napoli deve fare un po' di necessità virtù, senza stravolgere la strategia di mercato, solo perché e solo se si tratta di un infortunio controllato che nel giro di 4 partite, massimo 4 partite, 3, speriamo 2, risolvi il problema di Lukaku. Poi è per l'anno prossimo che devi pensare cosa vuoi fare. A Lucca cosa affianchi? Un top oppure uno giovane che deve crescere insieme a Lucca? Questo è un altro paio di mani. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, andate sul sito di Osi, Osan, Oart, eccetera eccetera, trovate tutto in descrizione, e poi domani non sarà più Ferragosto e quindi usciranno più notizie, perché secondo me stanno facendo un po' di vacanza tutti quanti. Come Monaco, life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi sopra.